quando io ho cominciato a scrivere canzoni, esistevano ancora le case editrici musicali. Era una grande istituzione perché era una specie di naviscuola per i giovani autori, perché i giovani avevano la possibilità di incontrare i maestri, voglio dire i grandi autori, e poi di incontrare gli interpreti. Io frequentavo la casa editrice ABC del maestro Vian, di cui Renato Fiore era il principale collaboratore, perché lui ha 10 anni più di me, quindi ci siamo conosciuti, abbiamo legato, siamo diventati amici e si è instaurato un rapporto di stima reciproca. Tant'è che nel 1967 io ho vinto un festival di Napoli per una canzoncina che cantava Taranto su musica di Edoardo Alfieri, e Renato mi scrisse questa bella letterina. Caro Salvatore, questi pochi righi per complimentarmi sinceramente con te per la vittoria al festival e per dirti che sono particolarmente lieto del tuo successo perché meritato. Abiti sempre la mia stima e tanti auguri di nuovi allori. Un fraterno abbraccio, Renato. Renato, avete sentito, è figlio d'arte, cioè abbiamo Francesco Fiore, Renato è il figlio di Francesco. E lui è fra gli autori, come ho detto prima, protagonisti di un bel periodo della canzone napoletana che va dal dopoguerra, segnatamente per esempio con le 3 grandi canzoni del dopoguerra immediato, del 1944, quando l'Italia era ancora occupata, a Napoli si cantava Dove sta Zazà, si mirava la paesetta, Muriata Nera, e quindi fino al 60 ci sono state belle canzoni.